Leale collaborazione sono le parole che ha sottolineato più di una volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso qui a Palazzo Ducale a Venezia nel momento di apertura del Festival delle Regioni. Una leale collaborazione tra Stato e Regioni, soprattutto in materia di autonomia e sanità. Il Presidente della Repubblica ha anche ricordato come oggi ricorra l'anniversario dei 25 anni da quando è stato istituito il suffragio universale per l'elezione del Presidente delle Regioni. Una sottolineatura che va proprio nella direzione di una leale appunto collaborazione tra Regioni e Stato, anche alla luce delle riflessioni della sottolineatura fatta invece dal Presidente del Veneto Luca Zaia, che ha ribadito la necessità dell'autonomia per tutto il Paese, dell'autonomia delle Regioni. Il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha parlato anche lui di capacità di realizzare attraverso il sistema delle Regioni uno Stato che non sia solo in grado di amministrare ma anche di prevedere, di trovare una linea di programmazione per la vita dei cittadini. Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Emiliano invece in qualche modo ha voluto ribadire la necessità dell'unità del nostro Paese. Ma sentiamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stesso Presidente della Repubblica, pur nella particolare peculiarità del suo ruolo, è tenuto ad adottare come metodo quello della leale collaborazione. Sono numerosi casi in cui Regioni e Stato concorrono all'esercizio di una funzione attribuita dalla Costituzione in vista di un risultato comune. Diventa in questa ipotesi indispensabile la convergenza e un più corretto bilanciamento tra rispettive istanze ed esigenze. La collaborazione tra i diversi livelli di governo ha, come sappiamo, individuato sedi e spazi nelle diverse conferenze che in varie forme l'hanno istituzionalizzata e resa un modus operandi al quale si ricorre sempre più spesso. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Fedriga, e a come particolarmente in quest'ambito il concorso di Stato e Regioni nel perseguire i medesimi obiettivi risulti essenziale, perché l'esercizio delle rispettive competenze ha un solo fine, doverosamente comune: